questa è una storia molto brutta all'interno di una famiglia che non accettava il figlio che si era, dichiarato appunto trans, a cui è stato fatto un esorcismo. Questo ragazzo l'ha vissuta ovviamente in maniera terribile. Una storia di discriminazione all'interno della famiglia, subita da un 17enne transessuale. A raccontarla la presidente di Sat Pink, associazione che da 10 anni accoglie le persone che stanno affrontando il percorso di affermazione di genere, affiancandole con un servizio a 360 gradi grazie ad un'equipe di psicologi, legali e gruppi di automutuo aiuto. Fortunatamente, sottolinea Ilaria Ruzza, storie come queste sono molto rare. Frequenti invece gli episodi di emarginazione e bullismo che vivono i ragazzi nel mondo della scuola e dello sport, come quello di una studentessa trans di un istituto professionale veneto bullizzata dai compagni. Non tanto in classe, ma, negli spazi comuni, fuori dagli occhi degli insegnanti, quindi nel cortile oppure nell'autobus che questa ragazzina doveva prendere per andare a scuola, e questo ha portato la persona ad abbandonare la scuola. Nel 2022 sono state 250 in Veneto le persone trans supportate dagli sportelli di Rovigo, Padova e Verona del SAT. Di queste il 70% sono minori. Dai 13 anni in poi, abbiamo avuto veramente un'impennata di accessi negli ultimi 2, 3 anni, di ragazzi e ragazze molto giovani e che ovviamente, accedono al nostro servizio accompagnati da entrambi i genitori. Dati che dimostrano una maggiore consapevolezza delle famiglie pronte ad ascoltare e supportare i figli durante il percorso di affermazione di genere. Sono invece ancora numerosi i casi di discriminazione e pregiudizio negli ambienti di lavoro. SAT, con uno sportello ad hoc, supporta le persone transgender nell'orientamento lavorativo, affiancando anche i datori. Il servizio ha mappato una settantina di aziende in Veneto che si sono dette disponibili ad assumere lavoratori transessuali, ma spesso l'accesso al mondo del lavoro è ostacolato dalla burocrazia, dalla mancata corrispondenza tra il documento presentato al momento del colloquio e l'identità della persona transgender. Per Sat Pink è importante che si velocizzino le pratiche per la rettifica anagrafica che a volte richiede fino a 2 anni d'attesa. Le persone transgender sono persone come tutti e tutte le altre, hanno tutti i diritti, come tutti gli altri, sono cittadini e cittadine italiane, quindi non vedo perché si debbano sentire continuamente discriminate ogni volta che vanno, ad esempio, in posta, in banca o all'anagrafe, o anche solo mandano un curriculum che viene rigettato, perché il futuro datore di lavoro non sa come gestire questo o questa potenziale candidata.